Siamo in compagnia di Edoardo Colferai, 21 anni, uno dei volti nuovi, giovani volti nuovi della Clivense. Allora, partiamo da oggi. Com'è andata questa partita con il Desenzano finita 1-1? Sicuramente è stato un buon test. Oggi le temperature erano alte, poi per i carichi di lavoro comunque che stiamo facendo è stato un buon test. Abbiamo provato a mettere in campo le cose che ci ha detto il mister e ci siamo riusciti un po', poi abbiamo sbagliato, però comunque alla fine è stato un buon test. Sei andato vicino anche al gol 2 volte, no? Prima con un tiro mentre Diallo era finito a terra col portiere e poi un altro invece dove il portiere è riuscito a fare anche una bella parata. Sì. Nelle ultime amichevoli sono andato un po' vicino al gol, adesso cercheremo di allenarci anche per concretizzare meglio le occasioni che stiamo avendo, perché dobbiamo riuscire ad essere un po' più concreti sotto porta. Com'è stata questa preparazione estiva? Ormai manca una settimana all'inizio ufficiale della stagione, bella intensa, no? È stato un bel lavoro, il prof ci ha fatto lavorare molto, abbiamo avuto dei carichi molto alti, però siamo pronti adesso per i primi incontri ufficiali. Venendo a te, come ti sei inserito in questo nuovo gruppo, in questa nuova famiglia della Clivense? No, una società comunque che ti mette a disposizione tutto, compagni, sono dei bravissimi ragazzi e ti coinvolgono subito nel gruppo e mi sono trovato benissimo. Il tuo obiettivo personale per questa stagione? Il mio obiettivo personale è pari con quello del gruppo, riuscire ad avere più punti possibili per arrivare all'obiettivo di tutti. Va bene, grazie mille. Grazie a voi.